Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Il meeting Sport e Solidarietà di Lignano sorride ai nostri atleti. Agostino Nicosia ha fatto un notevole passo avanti sugli 800 con 1:48,56 che lo colloca al quarto posto regionale di sempre dopo Fabio Bertolotti, Enrico Ricobon e Matteo Spanu. Anche Spanu, campione italiano 2019, ha migliorato il personale sui 1500 con 3:42,29 e rimane terzo di sempre dopo Fabio Olivo ed Enrico Ricobon. Gabriele Cernigoi ha segnato 14,57 sui 110 ostacoli e Giada Carmassi 13,56 sui 100 a ostacoli. È stato un sabato di grande atletica in Friuli Venezia Giulia. Dopo Lignano Sabbiadoro, che si è disputato il meeting internazionale, il polisportivo 25 aprile Aldo Castenetto accoglieva il 18° meeting Città di Sacile. Organizzato dalla Libertas locale con il patrocinio del comune, il meeting ha spalancato le porte a oltre 600 atleti con la perfetta organizzazione affidata al tecnico Giuliano Merlino e al suo team presieduto da Maria Grazia Gargan. Le migliori prestazioni tecniche le hanno realizzate i giavellottisti Michele Fina, junior dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, con 64,5 metri e Paola Padovan, veneta dei Carabinieri, con 51,18 metri, seconda la nostra Federica Botter con 49,94. Ma al di là dei punteggi sono stati i lanciatori allievi i protagonisti. Su tutti Giada Cabai del Malignani Libertas che si è portata a 15,39 metri, polverizzando il record regionale allieve che apparteneva con 14,58 metri alla gemonese Mariangela Macuglia. Giovanni Sordi, Bruniera Friuli Intagli, sempre nel peso, è entrato nella top 10 di categoria con 16,61 metri, così come il giavellottista Claudio Pugnetti della Gemona Atletica che con 59,33 si colloca al 7° posto. Nei salti in evidenza Anna Costella, Bruniera Friuli Intagli, con 5,76 metri di lungo, l'allievo Enrico Cattaruzza con 1,95 metri di alto e Giorgia Fabris con 3,40 metri di asta. Sentiamo quello che ci ha detto il vice sindaco di Sacile, Alessandro Gasparotto. Per noi è un piacere qui a Sacile accogliere questa manifestazione che si ripete da 18 edizioni. Devo ringraziare anche a nome del sindaco Carlo Spagnol la Libertas Sacile che organizza sempre in modo egregio questa manifestazione e che possiamo vedere tutti ha avuto un grande consenso di atleti e anche di pubblico. Noi come amministrazione abbiamo sempre sostenuto questo tipo di manifestazioni, lo sport per i giovani e l'atletica. Per fortuna a Sacile abbiamo questo impianto, il 25 aprile, dedicato all'atletica, in cui si possono svolgere queste gare, questo tipo di manifestazioni. E Libertas ha sempre saputo onorare a questa vocazione di questo impianto organizzando questo meeting che è effettivamente una festa dello sport. In particolare quest'anno, dopo tanti mesi di chiusura, di fermo, di stop, è bello poter vedere tante persone insieme che fanno sport, che si divertono con le famiglie, i genitori, i tecnici, per cui allarga il cuore poter vedere tutte queste persone insieme. Che altro posso dirvi? Vi aspettiamo il prossimo anno, venite tutti a Sacile che troverete da noi buona accoglienza. Nonostante il vento in faccia, il namibiano Ivan Danny Geldenuis, attualmente ospite a Gemona, per un periodo di allenamento ha chiuso i 200 in 21,74. I 200 donne sono andati ad Aurora Zanchetta con 25,69. Da segnalare il 3,53,42 dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli nella 4x4 con Chessa, Rovere, Mattagliano e Vissa. Sul campo di gara c'era anche il vicepresidente della FIDAL regionale Lucio Poletto. Sentiamolo. Il meeting Città di Sacile, un impianto eccezionale dal punto di vista della possibilità di prestazioni e quant'altro, ma il bello è che finalmente riusciamo a far gareggiare una quantità notevole di giovani. Questo meeting si è pure aperto anche a livello assoluti, però è predominante quello che è l'indirizzo che la società organizzatrice, la Libertas Sacile, vuol dare proprio a questa manifestazione. Libertas Sacile che si propone è già la 18ª edizione, quindi è un livello di caratura importantissimo dal punto di vista della presenza sul territorio
per far sì che la pista a livello giovanile venga soprattutto messa in pratica ad alto livello. Oggi abbiamo la presenza di quasi 600 ragazzi e questo gratifica enormemente sia la società organizzatrice, ripeto, ma anche tutto il comitato regionale e provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In qualità di vicepresidente io porgo anche il saluto del nostro presidente Massimo Di Giorgio. Ovviamente per noi è motivo di soddisfazione vedere questi numeri approcciarsi di nuovo all'atletica dopo un periodo di pausa dovuto a questa pandemia che non ci ha lasciato spazio. Penalizzati soprattutto i ragazzini piccolini, gli esordienti. Finalmente riusciamo a propendere per quella che è la necessità di far gareggiare i ragazzi, portare le società che si manifestano durante tutto il tempo dell'anno all'interno di una manifestazione importante e soprattutto segnare quello che è il momento importante, l'atteggiamento che tutti quanti gli atleti devono avere nel periodo estivo, perché sappiamo bene che la pista si sviluppa soprattutto in questo periodo. E il grazie alla società organizzatrice, ripeto, da parte del comitato regionale e anche dal comitato provinciale. Oggi abbiamo assistito anche delle performance importantissime, è caduto il record regionale, durava dall'87 in una disciplina, per cui ne avremo altre che da questo momento a fine serata giungeranno e io mi auguro che in questa funzione tutti gli atleti prendano ovviamente a misura quello che sarà per loro la giornata di oggi, ma soprattutto il futuro prossimo dell'atletica leggera su pista. Nei cadetti si è messo in evidenza Alessandro Sturman della Trieste Trasporti, vincitore di peso e 80 metri con rispettivamente 12 metri e 31 e 9 secondi e 64. Tra le cadette la veneta Harriet Agiekum si è imposta sugli 80 in 10 e 25, mentre Elena Copad della Libertà Sportiva è scesa a 3, 10 e 02 sui 1000. Nei ragazzi prove notevoli nel Vortex, 51 metri e 81 di Danilo Crisanti dei podisti Cordenons e 47 e 52 di Lisa Vidali della Zanese. Bene anche Matilda Calgaro, podisti Cordenons nei 60 con 8 e 47 e della sua compagna di squadra Miriam Blay con 3, 16 e 62 sui 1000. Gradita ospite la formidabile tredicenne Emiliana Viola Canovi, dominatrice dei 60 in 8 secondi e 02 e del lungo con 5 metri e 9. Chiudiamo con le parole della Presidente della Libertas Acile, Maria Grazia Gargan. Ascoltiamola. Con la Presidente Gargan della Libertas, nuova Libertas Acile, siamo qui durante le gare e l'abbiamo presa al volo perché di solito non si fa intervistare, ma vogliamo sentire un paio di battute. Lei che è stata una grande sciatrice, adesso si occupa di atletica. Come mai ha preso questa strada? Perché io sono una sacilese doc e ho sempre comunque guardato l'atletica leggera, perché prima dello sci facevo atletica leggera e poi ho scoperto lo sci e adesso che mi hanno dato l'opportunità 3 anni fa di prendere questa incombenza ho detto di sì, quindi ho cominciato a ingranare e a lavorare soprattutto anche in collaborazione con il comune che mi dà una grandissima mano, per cui sono contenta oggi come oggi di essere dentro e di fare e di partecipare attivamente a tutta l'organizzazione. Quindi questo meeting che ha 18 edizioni alle sue spalle, lei da 3 che lo segue attivamente come presidente, ma prima dava una mano allo stesso. Davo sempre una mano perché prima c'erano, poi io sono una che dà una mano ovunque, quindi sono un po' un jolly. Si venga anche dalle nostre parti allora ad aiutarci. Comunque bella manifestazione, ho sentito i complimenti da parte di tutti, quindi può essere soddisfatta. Bellissima perché siamo veramente una squadra compatta, ci diamo una mano tutti quanti e poi io se non me la danno me la prendo lo stesso, gliele prendere in mano, non è un problema per me. Segue ancora lo sci? Sì, ho fatto già 2 anni fa, ho fatto il primo nazionale alla Betone della mia categoria, quindi ha perso il vizio. E poi lo sport per me è vita. Teniamocela per l'atletica allora. Grazie Presidente e buon lavoro e buona continuazione di meeting. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Grazie.
Da un meeting all'altro, eccone pronti altri di livello assoluto che riempiranno in maniera esagerata la settimana entrante. Si comincerà mercoledì 7 luglio a partire dalle 16 con la 14ª edizione del Triveneto Meeting internazionale che si disputerà allo stadio Pino Greggia di Trieste con l'organizzazione della Polisportiva Triveneto Trieste. La manifestazione è inserita nel calendario della European Athletics e in quello internazionale della FIDAL con il patrocinio del Comune di Trieste e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Come sempre non mancheranno le grandi firme perché Alessandro Coppola è abituato a stupire. L'altro meeting internazionale si svolgerà a Bruniera sabato 10 luglio, inizio gare alle 15:30 per la 17ª volta, 2 in memorial abbinati all'evento pordenonese, l'8º in ricordo di Guido Maccan e il 4º per non dimenticare Gianfranco Chessa. Sarà un'edizione davvero speciale perché l'amministrazione comunale, assieme all'Atletica Bruniera Friuli Intagli, taglierà il nastro tricolore per inaugurare il nuovo manto della pista e delle pedane di atletica leggera che sono state oggetto di rifacimento nei mesi scorsi. Un'opera importante per lo sport del comprensorio pordenonese, dove il gruppo sportivo di Bruniera, presieduto da Carlo Carniello, una delle più luminose realtà del panorama nazionale, svolge gli allenamenti dei suoi ragazzi e dei suoi campioni, che partono da qui alla conquista di titoli, primati e maglie azzurre. Sempre sabato a Codroipo, inizio gare alle ore 16, e poi domenica a San Vito al Tagliamento, inizio alle 17:30, l'Atletica 2000 e la Liberta Sanvitese propongono un intenso weekend di gare. Il 15° Atletica 2000 Meeting fa parte dell'European Athletics Promotion che propone un circuito di 15 meeting di atletica in giro per l'Europa. Gli organizzatori hanno messo in campo un parterre di tutto rispetto nell'ambito della velocità, grazie ai campioni sudafricani che potremo vedere all'opera domenica a San Vito. Sui 100 metri ci sarà un possibile finalista olimpico, ovvero Tando Dodlo guiderà un drappello di velocisti sotto i 10,50. Da seguire anche l'ex nazionale statunitense e componente della 4% Jeremy Dodson. Sui 200 ci sarà Ederik van Wyk, detentore del record africano della staffetta 4x200. L'Itel Pitey sui 400 metri potrebbe essere la grande sorpresa. Il 17enne ha fatto segnare un incredibile 45,53 a Pretoria, ma con lui correranno atleti che non sono certo dei comprimari. Sui 400 ostacoli, infine, la stella sarà la 21enne Zenei van der Walt, campionessa mondiale Under 18 nel 2017 e Under 20 nel 2018. E noi ci fermiamo qui per stasera. Grazie per il fedele e cortese ascolto e arrivederci a lunedì prossimo. Oops.